Ok. Bravissimo Ciaraputa, Colombia per il team Colombia, Nathan Haas, l'importante non appoggiasse tutti Winner Anacona per il team Lampa che viene dalla Colombia e appunto Pio Naturale, attesa che arriva dalla Germania, team Bioncano, 3 chilometri alla conclusione in questo istante. Ci siamo. Ci sono uomini e di una nuova strada. C'era comunque nell'uomo della team Movistar, a terra Francisco Ventoso. A terra Francisco Ventoso si muove fortunatamente Ventoso. Mancano pochi metri all'arrivo. Davanti il gruppo in questo momento è nuovamente compatta. Eccolo! Si suddividono sulla carreggiata i protagonisti di questo finale cominciano ad organizzarsi i treni. Ciao Sa! Ci siamo! In questo momento Manchester ha davanti a sé soltanto Velers, siamo a un chilometro della conclusione. In questo momento Velers che sta tirando la volata per Luka Mecek, lo sprinter sloveno del team Certo Shimano. Signore e signori, vi chiedo l'applauso, siamo a un chilometro dall'arrivo. Parte la musica del Brian Fritz, davanti a tutti Tom Velers, attenzione che sta per essere lanciato lo sprinter del seconda posizione. Secondo me uno non passa! Eccoci, eccoci, eccoci! Ecco l'elicotteri! 15 anni, in quarta posizione siamo solo per il primo track. Ecco l'arrivo, ecco l'arrivo! Ecco un altro gruppo compatto. E quindi vi confermo Florian Comando, vincitore per FG WNFR davanti a Giacomo e dunque vi confermo il settimo di Enrico Battaglini, l'ottavo di Mario Potter, il nono di Enrico Battaglini, il decimo di Elia Guglielmi. Questi vanno veramente piano!